Avremmo firmato per un pareggio, se ce l'avessero chiesto, o più che altro per concludere questo trittico di partite con 5 punti. Avremmo firmato. Però a fine partita con la Juve, dopo aver pareggiato 2-2, si può essere contenti a metà. Perché? Perché il Cagliari, ragazzi, fa una grandissima partita. Primo tempo da grande squadra. Giochiamo bene a calcio, arriviamo prima sui palloni, corriamo meglio della Juve, ci mettiamo il cuore. Ed è 2-0. Con 2 rigori, per carità, ma comunque a livello della prestazione il Cagliari è superiore alla Juve. Vinciamo tutte le seconde palle, corriamo meglio. Luvumbo è un giocatore spaziale, che insieme a Shomurodov e Gaetano fa veramente impazzire la difesa della Juve. In difesa Hatzidakos, Dossena e Mina sono una garanzia, e Ranieri in panchina è un maestro di tattica che dà una lezione ad Allegri che non ci capisce niente, perché Ranieri inizialmente inizia a 3, poi passa a 4 spostando Hatzidakos largo sulla destra. Insomma, un Cagliari perfetto. Nel secondo tempo la stanchezza, complice la troppa fatica, la troppa corsa che abbiamo fatto nel primo tempo, inizia a farsi sentire e purtroppo c'è una punizione di Vlahovic ed è un peccato, non si sa se quella punizione c'era o meno. Punizione dove Makumbu abbassa la testa, la palla che sfiora e Vlahovic la mette nell'angolino. Il primo episodio che può riaprire la partita. Il Cagliari è stanco, i cambi che fa Ranieri giusti ma non efficaci, perché De Iola entra e non entra con quella cattiveria agonistica che si vive in questa partita. E lo stesso vale per Zappa, è entrato al posto di un Nandez che ha dato tutto e ammonito. Insomma, non si corre più e nel finale autogol sfortunato su un cross di Illiz, un autogol sfortunatissimo di Dossena, che per carità, ragazzi, può succedere. 2-2. Sì, siamo contenti, ripeto, però diciamo dispiace perché oggi si poteva vincere e sarebbe stata anche, a parer mio, una soddisfazione con tutti quei tifosi juventini che quando la Juve ha segnato, presenti nei distinti del Cagliari, hanno esultato. E magari cagliaritani che tifavano per la Juve, una cosa che mi fa male, sono sincero. Sarebbe stato una bellissima soddisfazione e onestamente avrei goduto. Che dirvi, ragazzi, 2-2 con la Juve, ripeto, dispiace, ma ci prendiamo questi 5 punti, queste 3 partite difficili. Il Cagliari è una squadra viva e ripartiamo da quel primo tempo stellare che abbiamo visto con un super Zito Luvumbo. Che dirvi, ragazzi, 2-2 con la Juve, commentiamo insieme la partita, fatemi sapere cosa ne pensate. Dispiace, la lotta è ancora lunga, adesso testa a Genova, poi ci sarà il Lecce. Insomma, ragazzi, non è ancora fatto nulla, bisogna ancora lottare. Ripartiamo da qua, seppur dispiaciuti per non aver vinto una partita che onestamente la Juve, oggi come oggi, meritava di perdere. Ragazzi, seguitemi, mi raccomando, sempre. Forza Cagliari!